Sabato 30 luglio a Chioggia in centro storico si terrà la Notte Verde della città di Chioggia, una serata dedicata all'ambiente, alla sostenibilità e all'innovazione. Si tratta di un progetto patrocinato dalla Regione Veneto a cui partecipano 10 comuni della costa veneta: San Michele al Tagliamento, Caorle, Raclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Rosolina, Portoviro, Portotolle e logicamente la nostra Chioggia. Sono 10 comuni che si presentano, ognuno di loro con un proprio progetto nell'ambito del Summit della Costa Veneta, progetti Green Lab. In pratica ogni amministrazione comunale ha organizzato un incontro, un evento a carattere locale per presentare e promuovere il proprio progetto o la propria iniziativa legati alla sostenibilità. Le attività di sviluppo sostenibile che sono state individuate da ogni comune vogliono attuare azioni di rigenerazione vera e concreta che mettano al centro l'individuo, un modo per sensibilizzare società, aziende, associazioni per conciliare salute ambientale, equità sociale e vitalità economica e creare di conseguenza comunità fiorenti, sane, diversificate e resilienti. I progetti sono molto diversificati e quello inerente a Chioggia consiste in una serata di cui non sveleremo nulla, ma che presenterà un corso del popolo attrattivo, giocoso, creativo, divertente e inusuale, all'insegna del verde, della sostenibilità e del riciclo. Intanto, nei primi incontri propedeutici alla preparazione della serata hanno partecipato Gebis, Ascom e l'Associazione per il Verde Amico Giardiniere. Si aggiungeranno certamente altre associazioni per arricchire con nuove offerte le proposte già sul tavolo. Non ci resta che aspettare il 30 luglio.